Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Palermo, le nostre telecamere nella casa confiscata a un boss, da simbolo dello sfregio della mafia allo Stato a bene da difendere per consegnarlo alle famiglie assegnatarie che era stata minacciata dal clan. L'arresto dell'ex senatore Papania per voto di scambio politico-mafioso. Nelle intercettazioni il malumore del politico per l'assenza di persone serie all'interno di Cosa Nostra. 2.000 euro, dice, per la pizza a 4 spacciatori che hanno portato solo 30 voti. Aggressioni, personale ridotto e suicidi. Oggi la protesta degli agenti penitenziari a Palermo, dicono siamo stanchi. Catania, perdura l'abitudine al lancio del sacchetto di rifiuti per strada con i pendolari che fanno a gara per deturpare l'habitat. Brucia una piattaforma per rifiuti plastici a Partinico e scatta il pericolo diossina. Altro rogo in un cementificio a Isola delle Femmine, per entrambi si ipotizza la matrice dolosa. Tutto esaurito per la Traviata, in scena al Teatro Antico di Taormina, pubblico entusiasta nell'ultimo appuntamento firmato Sicilia Classica Festival. Calcio, il Catania al lavoro per la trasferta di Giuliano, da valutare le condizioni di alcuni giocatori ancora out di Tacchio che potrebbe essere operato. Bentrovati, vi portiamo subito all'interno di una casa che è stata appunto confiscata alla mafia, che è stata oggetto di una vera e propria contesa a suon di minacce. Il clan aveva minacciato per l'appunto la famiglia assegnataria perché si diceva o ci siamo noi o non ci sarà nessuno in questa casa. Ma invece non sarà così, perché questo bene sarà curato, sarà ristrutturato e rappresenterà un presidio di legalità. Vi portiamo proprio all'interno con il nostro Marco Gullà a Palermo. Vigili urbani, poliziotti e carabinieri si danno il cambio. Il presidio davanti al civico 30 di via Decollati e H24. La casa confiscata al boss mafioso Algeri e poi consegnata ad alcune famiglie che hanno dovuto rinunciare per paura sta diventando ormai un caso. La fuga di genitori e bambini a causa delle intimidazioni dei parenti del boss è un segnale preoccupante per la città. Ecco perché il comune di Palermo ha presidiato l'immobile e sta ultimando i lavori per permettere a queste famiglie di tornare a casa loro. Sì, casa loro, perché l'appartamento che vedete in queste immagini non è più di Cosa Nostra. Hanno 4 figli, avevano la strada e hanno un futuro davanti. I beni confiscati sono dello Stato. I servitori dello Stato sono morti per assicurare che questo patrimonio negli anni transitasse nelle proprietà e nella disponibilità delle istituzioni. In questo appartamento, nonostante fosse confiscato, vi ha vissuto la figlia del boss che non voleva lasciare l'immobile. Siamo all'interno dell'abitazione di via Decollati 30 dove abitava fino a qualche giorno fa la figlia del boss, a cui la casa appunto è stata confiscata. Guardate, c'era anche una palestra, una casa immensa di circa 145 metri quadri, salotto, cucine, bagni, anche una palestra, un immenso terrazzo. Il pugno duro del comune continua. Nei prossimi giorni le famiglie potranno tornare. Le regole sono regole e vanno rispettate. Adesso hai retroscena sull'arresto dell'ex senatore Papania. Le intercettazioni per voto di scambio politico-mafioso svelano il suo malumore per l'assenza di persone serie, dunque affidabili, all'interno di Cosa Nostra. Laura Spanò. Ci ha fatto buttare 2.000 euro per far mangiare una pizza a 4 spacciatori e ci hanno portato sì e no 30 voti. È il 13 ottobre 2022 quando, intercettato, l'ex senatore alcamese Nino Papania si sfoga con il suo autista dopo la mancata elezione all'ARS del candidato che sponsorizzava. L'ex politico si lamenta che quel mondo collaterale, parlando di Cosa Nostra, non offre più le garanzie di un tempo, e quanto viene fuori dall'operazione Irene condotta ieri dalla polizia di Trapani
e coordinata dalla DDA di Palermo. La polizia lo ha arrestato per voto di scambio politico-mafioso. È stato scoperto a comprare voti contattando esponenti di Cosa Nostra, mediatore, l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone, ma il risultato ottenuto non è stato esaltante, tanto che Papania definisce Perricone con un epiteto, indicandolo come lo scienziato della politica perché non avrebbe fatto bene il suo lavoro, uno sfogo che lo svela agli investigatori come uno che la mafia pare l'abbia conosciuta bene, tanto da dire che quella di oggi non è più la mafia di un tempo, che un senso l'aveva. Papania, intercettato, spiegava che Cosa Nostra un ruolo lo aveva e serviva a far muovere gli ingranaggi della società. Persone serie non ce ne sono più, anche questo mondo collaterale di una volta, per quanto deprecabile, un senso ce l'aveva, ma ora corri il rischio solo di farti male e basta. Qua non se ne capisce più niente, chi conta, chi comanda, la confusione è più totale, quasi a lamentarsi dell'assenza di riferimenti certi per entrare in contatto con Cosa Nostra, ma l'indagine ha rivelato che i personaggi appartenenti che lui ha indicato essere il mondo collaterale li conosceva bene, tanto da evitarli mandando altri suoi fidati come Pasquale Perricone per gli incontri utili alla raccolta dei voti in occasione delle regionali del 2022. A Taormina un 38enne dipendente di un hotel di Giardini Naxos è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di due suoi giovani colleghi. Le indagini sono state avviate dopo le denunce delle vittime. L'uomo è stato arrestato in Calabria, dove attualmente lavorava. Oggi è stata una giornata di protesta vibrante, forte da parte della categoria degli agenti di polizia penitenziaria, costretti a subire sistematicamente aggressioni personali e tra l'altro a lavorare in condizioni precarie per quanto concerne ovviamente il numero di presenze per ogni ruolo. Noi abbiamo seguito la protesta di oggi a Palermo. Basta alle aggressioni, al personale ridotto, alle mancate assunzioni, alle ristrutturazioni dei penitenziari. Basta, siamo stanchi. È il messaggio forte, chiaro, mandato dagli agenti penitenziari che hanno manifestato a pochi metri dall'istituto minorile Malaspina di Palermo. Lo slogan che abbiamo individuato è semplice: basta con le aggressioni, basta con i detenuti maggiorenni nelle strutture per minori, basta a una mancata ristrutturazione del carcere minorile di Palermo, unico istituto in Italia dove non ci sono i cancelli, quindi non ci sono le sbarre, quindi in caso di eventi critici, tra cui anche aggressione al personale o anche eventi come un terremoto, non ci sono spazi di sicurezza per poter anche salvaguardare le vite umane. E mentre gli agenti protestano, arrivano notizie tragiche da altri istituti penitenziari. Registriamo l'ennesimo suicidio, anzi gli ennesimi, uno ad Ariano Irpino, esattamente uno a Regina Coeli in data odierna. Più ovviamente al 72esimo suicidio nell'anno 2024. Volti arrabbiati, preoccupati, così non possiamo andare avanti, ci dicono. Oggi non si lavora più con serenità, con programmazione, ma tutto viene a essere dato alla giornata, perché non c'è un piano di programma sia delle istituzioni sia dell'amministrazione stessa. In realtà si è avuta una regressione rispetto a qualche anno fa, che aveva un'attenzione diversa negli anni 90 dell'istituto. Adesso andiamo alla città di Catania, dove continua a imperversare la moda del lancio del sacchetto, con i pendolari dei rifiuti che sembra facciano a gara per deturpare l'ambiente. Tonino De Mama. Il pendolarismo dei rifiuti di incivili che si ostinano a non accettare la raccolta differenziata si traduce in sacchetto selvaggio, ovvero l'arte tipicamente catanese di sbarazzarsi al volo dell'immondizia. Così ogni angolo della città si trasforma in discarica a cielo aperto. Tutto si svolge in pochi attimi, il tempo di rallentare, guardarsi a destra e a sinistra per poi lanciare la spazzatura, meglio se dal finestrino, anche se per rifiuti più ingombranti è necessario giocoforza fermarsi. Oggi vi mostriamo l'ennesimo
Massimo Scempio, ben visibile da Viale Mediterraneo, che collega il centro cittadino con la tangenziale e l'autostrada. Ed ecco la discarica da un'altra prospettiva, ovvero da Via del Canalicchio, con sacchetti, inerti, vetro e scarti edili accatastati tra il muraglione e il guardrail. Non serve neanche il cartello della videosorveglianza, unico ed improbabile deterrente, visto che la telecamera in questo budello di strada a metà tra Catania e Tremestieri e Tenneo non c'è. E che dire di Via Nuova Lucello, dove un terreno incolto viene utilizzato per gettare ogni cosa, compresi copertoni ed elettrodomestici in disuso. A ridosso della strada e quindi del muro di cinta, cataste di sacchetti di ogni colore, abilmente scaraventati da auto in transito. Noi restiamo a Catania, vi raccontiamo adesso invece la condizione di residenti vicini allo stadio Massimino. Le partite interne del Catania per loro si trasformano in un incubo. Sentiamo perché nel servizio del collega De Mana. Può una partita di calcio inchiodarti a casa? Se gioca il Catania, sì, con il perimetro del Massimino che si trasforma in un'area dove prevale soltanto l'anarchia. L'immagine simbolo è questa, inviata da un telespettatore che si è rivolto alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005 per segnalare il caos che si registra durante le gare casalinghe dei rossazzurri. Si intravede un'auto gialla circondata da scooter stipati come api in un'arnia, uno attaccato all'altro. Ogni centimetro è buono per parcheggiare dove capita e recarsi allo stadio. Il paradosso è che tutto avviene nelle immediate vicinanze del comando della polizia municipale. Sono esasperati i residenti del quartiere Cibali. Da queste parti l'amore per il Catania vince anche sulle difficoltà. Io sono nato e cresciuto qui, sono 83 anni che sto qui, sempre con il calcio Catania non abbiamo convissuto bene, però negli ultimi tempi la cosa è peggiorata. Ma i Vigilubani dove sono? Non ce ne sono più, quindi dove li andiamo a cercare? Non è che dobbiamo cercare i Vigilubani, la Coppa dei Vigilubani, non ce ne sono più. C'è un problema di ordine pubblico perché se dovesse mai succedere qualcosa voi restereste segregati in casa. Come è successo col Palermo, noi siamo stati segregati in casa, non siamo potuti uscire. Mia moglie, buonanima, stava male e non potevamo né andare né avanti né indietro. Il palo che vedete a terra in via Fava è stato divelto in occasione di Catania-Picerno con l'obiettivo di rubare una bici elettrica. Il mezzo a due ruote è stato portato via, magari sarà stato già rivenduto, ma sul marciapiede rimane la segnaletica. A chiedere il nostro intervento un altro residente con familiare disabile, naturalmente munito di contrassegno. La gente che arriva non vedendolo perché non si vede in altezza posteggiano e tu devi andare sempre alla ricerca delle persone che hanno posteggiato illecitamente, perché anche ci sono le strisce gialle per terra, ma è tutta una fantasia, non li rispetta nessuno. Da tempo si chiede una presenza concreta della polizia municipale. Incendio in una discarica di rifiuti plastici a Partinico. Tra i residenti scatta l'allarme diossina. Un altro grave rogo, sempre nel Palermitano, in un cementificio a Isola delle Femmine. Desiree Ferlito. Scatta l'allarme diossina dopo l'incendio divampato ieri in una fabbrica di smaltimento rifiuti in plastica nel territorio di Partinico. Le fiamme sono state domate soltanto alle prime luci dell'alba. Nella zona si è sprigionata una nube di fumo nera visibile da diverse zone del territorio e ansia tra i residenti per le possibili conseguenze sulla salute. Sono in corso accertamenti dell'ARPA per valutare l'eventuale dispersione nell'aria di residui tossici. I carabinieri hanno sequestrato l'area in cui sono divampate le fiamme. Un altro grave incendio ha tenuto impegnati i vigili del fuoco a Isola delle Femmine in un cementificio vicino allo svincolo autostradale della Palermo-Mazzara. A lanciare l'allarme, oltre ai lavoratori, sono stati diversi automobilisti che hanno visto una densa colonna di fumo alzarsi in cielo e invadere le carreggiate. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, le fiamme sono partite da un rullo che viene utilizzato per trasportare materiali da lavorare e collegare il magazzino con l'area di macinazione. A sprigionare il fumo nero sarebbe stata la combustione del nastro in gomma. Una volta spento il rogo, i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per capire l'eventuale matrice dolosa, alla luce del fatto che in quel momento il nastro non risultava in funzione. La brutta ipotesi che la mano dell'uomo abbia agito lega purtroppo i due incendi nel Palermitano.
Ad Agrigento non è stato ancora avviato il servizio di assistenza agli alunni disabili, ai quali appunto di conseguenza viene negato il diritto allo studio. Andiamo appunto ad Agrigento con Davide Sardo. Agrigento non ha i fondi e il servizio di assistenza agli alunni disabili non parte, negando così il diritto allo studio. Il comune è con le spalle al muro perché non ha i soldi per pagare il personale ASACOM. I genitori sono indignati, costretti a non mandare i figli a scuola o a mandarli senza la presenza e la necessaria collaborazione del personale che si occupa dell'autonomia e dell'assistenza al bambino disabile. Questa è una battaglia aperta e non finirà così facilmente, perché i nostri figli hanno il diritto allo studio come tutti gli altri bambini, devono andare a scuola liberamente, senza nessun ostacolo. Il comune dice che non ha soldi, sì, ma non esiste che taglia sulla pelle dei nostri figli, deve tagliare in altre cose futili e inutili, non togliendo un diritto che spetta ai bambini, non esiste proprio, quindi siamo arrabbiati, indignati e stanchi, adesso basta. Abbiamo ricevuto la notizia che decurteranno le ore del 40%. Questo è un gravissimo danno ai nostri figli. Mio figlio è autistico, non verbale, gli tolgono il 40% delle ore, vuol dire che mio figlio lo dovrei tenere a casa perché non parla, non fa niente, e cioè è impossibile per me mandarla a scuola. Lo sfogo delle mamme racconta di una vicenda paradossale, assurda e inaccettabile, che peraltro si ripete di anno in anno perché il ritardo è dovuto sempre alla stessa causa. Al comune le famiglie chiedono responsabilità e onestà per agire preventivamente per evitare lo stop. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, ci occuperemo della erosione costiera che rischia di inghiottire alcune zone della spiaggia di San Leone ad Agrigento. A tra poco. Tornati in studio, l'erosione costiera rischia di inghiottire il boschetto e la strada delle dune a San Leone. L'allarme è di Mare Amico, sentiamo. L'erosione costiera minaccia e flagella le coste agrigentine da Sciacca a Licata. Emblematici sono stati recentemente i casi di Eraclea Mino a spiaggia di Cattolica Eraclea, dove la regione ha provveduto con non poco ritardo ad attuare interventi a rimedio. È il caso tra Agrigento e Porto Empedocle, a ridosso della spiaggia del Caos e a rischio della soprastante strada statale, con interventi in corso con barriere frangiflutti, ritenute tuttavia insufficienti se non si consolida la collina prospiciente sul mare. In entrambi i luoghi determinante è stato l'impegno profuso dall'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento, che adesso lancia un appello perentorio alla regione. Appello al Presidente della Regione e all'assessore al territorio e ambiente, l'agrigentina Giussi Savarino, affinché si creino le condizioni, si trovino i soldi per intervenire urgentemente con delle barriere solforte per cercare di ridurre l'impatto che il mare avrà sulla nostra costa. L'anno prossimo, l'anno di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, i turisti non troveranno più le spiagge, ma solo i danni circostanti, denuncia ancora Mare Amico. Il suggestivo borgo barocco di Ibla a Ragusa ospita la 12ª edizione del Ragusa Photo Festival, prima manifestazione internazionale dedicata ai diversi linguaggi della fotografia contemporanea. Veronica Barbarino. Ogni pausa è cielo in cui mi perdo, scriveva tra le righe di una poesia Salvatore Quasimodo. In un mondo oggi che va veloce, occorre fermarsi per prendere consapevolezza del nostro tempo e darne valore. La 12ª edizione di Ragusa Photo Festival parte proprio da questi versi, per offrire, grazie alla diversità degli sguardi di fotografi italiani e internazionali, sia affermati che giovani emergenti, nuovi cieli e nuovi orizzonti in cui potersi perdere. È la prima manifestazione internazionale siciliana di fotografia, dedicata ai linguaggi della fotografia contemporanea e alla valorizzazione dei giovani artisti, così come all'approfondimento di una tematica ogni anno, per cui non è altro che una piattaforma culturale che attraverso la fotografia espone le varie declinazioni, diciamo, del tema. Nel borgo barocco di Ragusa Ibla, in antichi palazzi, in una chiesa sconsacrata e nel giardino ebleo 15 esposizioni. Un sapiente alternarsi di autori come Ferdinando Scianna con i suoi scatti dedicati al dormire,
Amore, Mario Cresci, Loredana Nemes, Umberto Coa con i loro inediti e ancora Antonio Biasucci e Mimmo Paladino e le foto sulla cultura del tempo libero a Sud. Angelo Raffaele Turetta e il racconto delle pause nei set cinematografici. Questo e altro ancora in esposizione fino al 30 settembre per invogliare a prendersi una pausa. Applausi e standing ovation tutti per la Traviata messa in scena al Teatro Antico di Taormina. Il suo stesso regista l'ha definita una Traviata senza filtri. Eva Spampinato. Una Traviata che offre una rilettura in chiave moderna, anzi senza filtri, come la definisce il suo stesso regista Lorenzo Lenzi, che firma l'interpretazione targata Sicilia Classica Festival. Sul palco del Teatro Antico di Taormina va in scena il racconto senza filtri della Parigi del 1850, ovvero la cruda realtà di una società ipocrita in grado di comprare divertimenti, amore e persone. E che ha poco e niente di fiabesco, spiega il giovane regista toscano. Non è una Traviata da cartolina, non è una Traviata da Principesse Sissi e da Ballo delle debuttanti. La Traviata senza filtri perché toglie tutti questi filtri perbenistici che noi abbiamo dato dalla tradizione all'Ottocento borghese da salotto e la rende realmente una Traviata che descrive ciò che succedeva. Con un allestimento nuovo che ha sfruttato appieno l'orizzontalità della scenografia naturale del Teatro Antico, il richiamo all'allure ottocentesco è stato ripreso anche dalla sfarzosità degli oggetti e dall'omaggio all'arte del Canova. Tutto esaurito per il finale di stagione. E dopo il nostro telegiornale, l'appuntamento con Sicilia 24 Focus, l'argomento di oggi è dedicato all'avvelenamento da funghi velenosi, come riconoscere quelli pericolosi, e i servizi dell'ASP di Catania. Saranno appunto questi gli argomenti della puntata condotta da Adelaide Barbagallo, ospite in studio Giuseppe Bonaccorsi, tecnico di prevenzione e micologo dell'ASP di Catania. Potete inviare le vostre domande al nostro 342 7455 005. Adesso ci fermiamo e poi il calcio con il Catania. E adesso il calcio con il Catania con la testa, la prossima trasferta che domenica vedrà impegnati i rossazzurri a Giugliano. Toscano deve valutare bene le condizioni di alcuni giocatori. Sentiamo tutto da Francesco Triolo. È una classifica corta quella del girone C. Il pareggio tra Latina e Foggia che ha concluso la giornata non ha spostato gli equilibri nelle posizioni più alte dove manca ancora l'Avellino, ma il Benevento si è fatto sotto e l'audace Cerignola tiene botta. Il pareggio contro il Picerno ha lasciato il Catania più indietro, adesso con la necessità di riprendere a correre, ma con la buona notizia di avere blindato la difesa. Un gol subito in 4 gare è il risultato del lavoro di tutta la squadra. Adesso però, come detto, occorre far tornare a girare il motore a pieni giri, a cominciare dalla trasferta di domenica a Giugliano, squadra ostica che nel primo tempo ha fatto ballare il Cerignola a domicilio. Toscano deve valutare le condizioni di alcuni giocatori, a cominciare da Popovic, quindi quelle di De Rose, che è stato sostituito dopo la fine del primo tempo a scopo precauzionale a seguito di un lieve affaticamento. Di Tacchio invece ha riportato una lesione tendini a carico del flessore della gamba destra. Le scorse ore il centrocampista rossazzurro si è sottoposto ad ulteriori approfondimenti e visita specialistica per valutare l'eventuale trattamento conservativo chirurgico. Ebbene, il giocatore del Catania sarà costretto a sottoporsi all'intervento chirurgico, di conseguenza si allungheranno i tempi di recupero. Una buona notizia arriva invece dalla campagna abbonamenti, che si è chiusa con un dato di primissimo livello: 12.873 le tessere staccate per la Serie C, numeri impressionanti. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24, vi lascio con il nostro focus e vi ricordo che il telegiornale tornerà su Telecolor alle 19. A tutti buon pomeriggio.